Un grande ritorno, Ariel Filloi torna in Laguna e riabbraccia la Reyer. Dopo 2 anni ad Avellino, il play guardia italo-argentino ha risposto alla chiamata del presidente Federico Casarin. Sono molto contento di tornare e ringrazio dell'opportunità. Ho una gran voglia di cominciare questa nuova avventura. Ecco le prime parole del giocatore che fu grande protagonista della stagione scudettata 2016-2017. Un campione, in realtà, mai uscito veramente del cuore dei tifosi della Reyer. Fu lui, tra l'altro, a tagliare la retina nella finale scudetto contro Trento per celebrare la vittoria. Intanto Bruno Cerella non ha dubbi, uno scudetto a Venezia è indimenticabile e il merito è della compattezza di squadra. Alla fine vincere in una città come Venezia è fantastico. Ma qual è stato il momento fondamentale per compiere questa impresa? Secondo me l'inizio dei playoff si sono rivelati un momento dove la squadra si è compattata e siamo riusciti a tirare fuori il meglio di noi come squadra. La serata benefica ridense, grazie al torneo voluto da Elena Costantin, ha fruttato un incasso benefico di circa 900 euro che Cerella porterà direttamente nelle sue Basketball Academy dei paesi poveri dell'Africa. Tra 3 giorni parto per il Kenya, dove le nostre Basketball Academy vanno avanti durante tutto l'anno. Questo è un momento nel quale io vado lì a trovare le squadre, gli allenatori, a fare dei corsi di aggiornamento per allenatori e è un momento anche di divertimento tutti insieme. E il prossimo anno rivedremo Cerella protagonista con Romana Reyer. L'interessato sorride e lascia aperta ogni possibilità. Adesso ci godiamo le vacanze, poi vediamo.